infatti i Caledoni sono stati appena adesso eliminati. Allora, qui ovviamente abbiamo il nostro caro agente, vediamo se a nord hanno ancora qualche altra cosa, perché dobbiamo stare tranquilli, vediamo un po', ecco, mamma mia, questa sarà proprio una guerra all'ultimo sangue. Intanto vediamo di eliminare questo dannato agente nemico, questo barbone qua, tutto baffi, vediamo di assassinarlo magari con del veleno, non riesce mai appunto l'uccisione col veleno, non so perché, però vediamo se riusciamo almeno a ferirlo. Anzi, stavolta nemico assassinato, il veleno proprio è arrivato nel pieno delle sue vene e appunto l'ha messo al tappeto. Mamma mia, questo esploratore quanto ci sta aiutando, proprio una cosa fantastica. Con l'ordine pubblico come siamo messi adesso? Perfetto, 5 punti in più, vediamo se possiamo far uscire a breve il nostro caro esercito. Per adesso stiamo andando alla grande anche con l'economia, vedete un po' quanti soldi che abbiamo disponibili, anche con il cibo stiamo andando bene, però dobbiamo sempre migliorare. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Mi sa che siamo per adesso bloccati perché ci servono particolari ricerche, come potete vedere, inerenti alla costruzione per continuare a migliorarci. Intanto stiamo andando avanti con il drenaggio sotterraneo, avremo più crescita, quindi un po' alla volta. Intanto con questo esercito teniamoci pronti, perfetto, queste imbarcazioni proprio da questa parte, benissimo, stiamo attenti anche ai salari che stiamo per andare in negativo, quindi dobbiamo attaccare alla svelta, la nostra nuova spia portiamola nuovamente indietro, perché Eboracum sarà appunto la prima città che andremo a conquistare, appunto se ci riusciamo, perché non è detto ragazzi che riusciamo a vincere la guerra alla prima battaglia, perché sicuramente qui andremo a combattere davvero per diversi anni la guerra contro i briganti, perché ovviamente hanno 3 eserciti davvero di dimensioni mostruose, quindi cercheremo di confrontarci con loro anche dal mare, quindi dobbiamo stare attenti a questa guerra che potrebbe essere davvero una delle più impegnative. Ecco perché appunto mi volevo alleare con gli irlandesi dall'altra parte, però ovviamente non hanno voluto, quindi cerchiamo di stare attenti. Allora, intanto dobbiamo stare attenti anche alla corruzione nella nostra città, perché sicuramente dobbiamo avere le spalle coperte anche dai nostri capi principali del consiglio, perché non vorrei avere anche gli schiavi contro. Quindi intanto vediamo quello che è successo, un'altra fazione distrutta, e vediamo quello che è successo. Attenzione, missione assegnata, ricerca una tecnologia delle esercitazioni di guerra chiamata alle armi. La tua competenza in ambito militare sta aumentando e sicuramente avremo più capacità di reclutamento, potrebbe essere un'ottima idea, e quindi vediamo un po' di sfruttare questa nostra particolare missione. Quindi dobbiamo scoprire, vediamo un po', rileggiamo, eccola appunto da questa parte, esercitazioni di guerra. Allora, vediamo un po', esercitazioni di guerra, vediamo di scoprire, quindi vediamo un po', l'addestramento sui carri, 10%, mi sa che è l'unica particolarità che possiamo andare a scoprire prima di avanzare ovviamente alle prossime esercitazioni. Vediamo di andare avanti con questo settore. Intanto gli aiutanti aumentano, più 5% alla carica di tutte le unità. Il nostro caro generale, vediamo di inviarlo alla lista, per adesso non ci serve. Nuove truppe, il nostro furiere, perfetto. Allora, vediamo un po', ecco il nostro caro spione da queste parti, vediamo, ecco un altro dannato come dire, un altro dannato signore della guerra. Vediamo di utilizzare come al solito il nostro veleno per mandarlo a tappeto, perché queste dannate spie possono creare davvero grandi problemi. Vediamo un po' con il nostro veleno, eccoci, assassinato nuovamente e buttato al tappeto. Allora, vediamo un po' come va l'ordine pubblico, diamo un'occhiata, perfetto, vediamo se possiamo mandare avanti la nostra unità principale, vediamo come va l'ordine pubblico adesso, eccoci, ok, possiamo lasciar andare avanti la nostra unità principale. Con 2 eserciti ragazzi dobbiamo affrontare questi dannati briganti, perché sicuramente la nostra unità principale non ce la farà da sola, quindi cerchiamo di tenere sotto controllo tutte queste cose. Intanto vediamo un po' come sta, con gli accordi diplomatici come stiamo andando, vediamo se possiamo andare dagli Ebdani, eccoli qua, vediamo come stanno andando adesso le relazioni, vediamo un po'. 49, forse riusciremo in futuro a strappare una bella alleanza militare. Vediamo un po', ancora la possibilità di successo bassa, invece con l'accordo commerciale ancora bassa, niente. I nostri cari amici mi sa che non intendono far nulla del genere. Vediamo se invece possiamo farli unire alla nostra confederazione. Se sei abbastanza forte, se la proposta viene accettata, la fazione sarà assimilata alla tua, i suoi insediamenti diverranno i tuoi, così come i loro eserciti e le loro flotte. Ma non voglio far perdere autonomia al nemico, quindi, o all'amico, quindi vediamo di rimanere per adesso così. Ancora dobbiamo migliorare le nostre capacità diplomatiche, quindi rimaniamo per adesso così. Ok, facciamo passare qualche altro turno per vedere quello che accade. Intanto sempre occhi aperti con la nostra spia e cerchiamo un po' di capire più o meno se possiamo conquistare l'avversario oppure no. Intendo intanto portare il nostro secondo esercito qui, perché se ci attaccano questi altri 2 dannati qua sopra, questo corno d'oro, avremo dei problemi. Quindi attendiamo ancora qualche altro turno, perché questo sarà appunto un attacco appunto grandioso per il nostro grande popolo. Bene, è passato un altro anno, ci ritroviamo
troviamo pronti finalmente all'assalto della nostra Boracum, ritroviamo la popolazione avversaria ovviamente a favore dei loro possessori, quindi con il nostro agente vediamo se possiamo fare qualcosa all'interno della città stessa, qualche sabotaggio, vediamo un po', un incendio, addirittura pozzi avvelenati, incitare disordini, pozzi avvelenati ovviamente infliggeremo danni di poco conto a tutte le unità di guarnigione e sicuramente ci potrà aiutare per i prossimi attacchi. Vediamo di avvelenare i pozzi della città nemica, vediamo se ci riusciamo. Attenzione, ottimo sabotaggio riuscito, l'acqua sarà ovviamente impestata dagli escrementi di topo, quindi dichiariamo ragazzi adesso una bella guerra appunto nei confronti dei nostri cari amici briganti e vediamo come va. Abbiamo sicuramente le spalle coperte, siamo riusciti ad aumentare ovviamente il nostro caro ordine pubblico, quindi lanciamoci in questa azione di guerriglia, ovviamente di conquista, perché il nostro popolo è colmo appunto di questa sete di conquista. Allora i briganti ovviamente sono per adesso neutrali, però con questa dichiarazione di guerra vediamo un po' quello che riusciremo a fare. Allora eccolo qua, addirittura avevamo il patto di non aggressione con loro stessi, però ovviamente adesso dobbiamo conquistarli, quindi una bella dichiarazione di guerra ci sta tutto, quindi accettiamo questa nostra fantastica guerra. Ovviamente loro stessi non hanno particolari alleati, quindi può andare bene per tutti e due. Allora vediamo un po' di andare in avanti questa battaglia principale con il nostro fantastico esercito, il nostro caro generale che ha vinto numerose battaglie celebre all'interno di tutta la Britannia. Vediamo cosa succede. Allora abbiamo 1800 uomini ragazzi contro 1800 uomini, ovviamente possiamo circondare il tutto per attendere l'aiuto delle nostre imbarcazioni oppure attaccare immediatamente. Io ragazzi direi di per adesso circondare i nostri avversari, vediamo se con le navi possiamo attaccare. Eccole qua, possiamo sbarcare qui intorno, vediamo un po', ecco appunto il nostro secondo esercito, mamma mia, attacco dall'altro lato, vediamo un po' se possiamo adesso riprendere il nostro attacco. Adesso già la situazione è migliore, sono arrivati i nostri cari ragazzoni della cavalleria da dietro la collina e come potete ben vedere abbiamo aumentato le nostre possibilità. Combattiamo ragazzi questa battaglia che sicuramente giudicherà le sorti di questo scontro tra i britanni e sicuramente gli iceni, battaglia storica, la studieranno anche nel futuro. 242 a.C., un assedio memorabile. Allora vediamo un po' di ragionare. Gli avversari hanno diversi schermagliatori, noi abbiamo davvero parecchia cavalleria in un assedio, ovviamente finché le porte non sono aperte la cavalleria non serve molto, quindi dobbiamo stare attenti, non abbiamo né macchine d'assedio e sicuramente né molti schermagliatori, abbiamo tanta truppa, tanta carne da macello, quindi se giochiamo bene ragazzi riusciremo magari a volgere la guerra al nostro favore, perché per adesso siamo pari o addirittura siamo un pochino svantaggiati, per adesso asciutto, va bene, possiamo scegliere il tempo come forza attaccante, siamo molto vicini allo schieramento nemico, le truppe alleate arriveranno, se non sbaglio, di qua. Sì, proprio da questa parte vicino a queste pagode. Allora, una cosa buona, ecco, credevo che fosse fortificata la città, avevo visto appunto il cerchio, però non credo che sia fortificata. Vediamo un po', c'è solo qualche montagna. No, perfetto. Allora, decidiamo da dove attaccare. Allora, vediamo un po' da questa parte, ovviamente ci verrà un po' più difficile conquistare il centro di comando perché c'è ovviamente questa sorta di muretto in pietra, invece da questa parte c'è addirittura l'accesso a Stone Age. Ecco qua Stone Age, guardate che figo, c'è addirittura la bandiera dei britanni, speriamo di farla cadere, io ce la metterò tutta, abbiamo anche delle truppe veterane e vediamo quello che possiamo fare. Innanzitutto posizioniamo il nostro esercito nella maniera migliore. Allora, schermagliatori in avanti, o forse possiamo creare due truppe di assalto, una da destra e una da sinistra, vediamo se c'è spazio da questa parte, magari, ecco, forse possiamo fare entrare alcune unità da questa parte, ok. Allora, delle unità di bersagliatori da questa parte, seguiti da altri, ovviamente, uomini liberi di leva, ecco, questa è una sorta di unità di supporto, solo per raggirare il nemico nel caso le cose si mettessero male. Primo gruppo. Invece il secondo gruppo sarà il corpo dell'esercito principale, qui ovviamente un'unità di cavalleria per raggirare, eccolo qui, vediamo di selezionare il tutto nella maniera migliore, il nostro generale seguirà la truppa principale, benissimo, vediamo un po', ok, vediamo di selezionarli tutti, soprattutto i nostri primi schermagliatori, mettiamoli qui nel bosco, benissimo, seguiti da tutte le nostre unità di leva. Vi ricordo che noi abbiamo combattuto tutte queste fantastiche battaglie senza una spada, cioè abbiamo combattuto esclusivamente con le lance, come dei veri e propri barbari. Ok, queste due cavallerie da questa parte, proprio per tenerle sott'occhio, anzi da quest'altra per raggirare il nemico. Bene, la prima battaglia proprio ad armi pari, mamma mia, vediamo un po' di selezionarla, di selezionare tutto nella maniera migliore, vediamo le nostre unità, come al solito sempre uomini nudi, eccoli qua che combattono a petto nudo, grandi uomini, si fanno strada con la forza del loro fisico, benissimo, vediamo di iniziare questa splendida battaglia. Allora, vediamo un po', intanto vediamo di farci avanti con queste unità, mettiamole appunto nel boschetto per capire, ecco gli avversari, vediamo che cosa hanno. Allora, frombolieri britanni, altri uomini liberi di leva,
leva, altri frombolieri. Bene. I nostri rinforzi sono arrivati. Perfetto, hanno anche degli agricoltori da questa parte, quindi possiamo avanzare con il nostro esercito. Le nostre cavallerie le porteremo da questa parte per ovviamente colpire il nemico alle spalle. Qui vediamo un po' altre cavallerie, anche loro ce li hanno, e frombolieri, cerchiamo di stare attenti. Ok, le nostre truppe di rinforzo dove sono? Eccole qua, maledizione, vediamo di farle arrivare immediatamente. Le nostre imbarcazioni che hanno lasciato ovviamente i loro uomini, portiamole da questa parte per raggirare il nemico anche da questa parte. Maledizione, arriveranno stanche però le unità nemiche, le unità alleate, perché dovranno farsi tutta questa strada a piedi. Comunque velocizziamo questo processo, intanto vediamo qua cosa succede, ci stiamo avvicinando agli avversari. Ecco, anche con queste truppe cerchiamo di avanzare, è stata un'ottima mossa mettere appunto l'esercito qui dietro. Andiamo qui può andare bene per colpirli di dietro appunto con le nostre pietre. Benissimo, allora mi sa che siamo già entrati in conflitto a fuoco, vediamo. Attenzione, qui hanno degli uomini liberi di leva. Sì, già siamo in, come dire, in portata. Vediamo un po', ecco i nostri cari uomini, vediamo se riusciamo a gettare immediatamente le nostre pietre. Eccoli qua, siamo addirittura entusiasti, riposati e pronti al combattimento. Avanti ragazzi, mettetevi in postazione, ci siamo. Ok, ecco il corno, vediamo se possiamo iniziare il combattimento. Maledizione, ecco qua addirittura già i frombolieri avversari che iniziano a far fuoco. Eccoli, vediamo se possiamo selezionare anche le nostre seconde unità, i nostri secondi uomini. Ok, continuiamo a tutta manetta, aumentiamo anche le nostre possibilità di tiro. Eccoli, dobbiamo far fuoco al di sopra dei frombolieri per adesso, per far fuori gli schermagliatori nemici. Ok, eccoli che tentano appunto l'avanzata in avanti. Oh no, le nostre cavallerie, maledetti. Ah, brutta mossa. No, non me ne sono neanche accorto. Ah, proprio importava. Queste dannate pietre, queste fionde, quanto arrivano vicine. Ok, mettiamo qui le nostre cavallerie. Pessima mossa questa, non me ne sono accorto. Continuiamo, forza ragazzi, all'attacco. Allora i nostri cari frombolieri stanno facendo fuoco proprio alla grande. Per adesso stiamo decimando gli avversari, però anche noi stiamo subendo delle perdite. Maledizione, qua ovviamente i nostri cari uomini. Ok, stiamo anche attaccando dall'altro lato. Qui altri agricoltori. Benissimo, portiamoci proprio in avanti. Vediamo di metterci proprio in condizioni adeguate per il combattimento. Benissimo, mi sa che stiamo distruggendo anche gli altri frombolieri avversari. Ok, li stiamo raggirando anche di dietro. Bene, concentriamo il fuoco solo su questi maledetti. Benissimo, facciamoci strada ancora ragazzi con i nostri frombolieri. Facciamoli avanzare adesso un pelino in avanti. Benissimo, da questa parte. Ok, vediamo un po' che succede. Le nostre cavallerie sono ancora vive. Benissimo, i nostri cari quadrupedi. Vediamo qua quest'altra unità come se la sta cavando. Mi sa che ci stanno raddoppiando. Dobbiamo avanzare rapidamente con il nostro esercito. Forza, tutta manetta. Maledizione, vediamo di resistere. Qui abbiamo anche altre cavallerie. Vediamo un po', stiamo già facendo fuoco. Vediamo, sì, addirittura al di sopra di questi uomini liberi di leva. Bene, continuiamo. Intanto qua cosa succede? Ma io pensavo che i nemici avessero dei rinforzi. Forse ancora non si sono fatti vedere. Vediamo un po'. Ecco, con i nostri frombolieri stiamo facendo immediatamente fuoco su altri uomini liberi di leva. Aumentiamo la nostra velocità di fuoco. Benissimo. Allora, vediamo un po'. Ma il nemico mi sembra che ha dei carri da guerra. Dobbiamo stare attenti. Ok, intanto con i frombolieri ce la stiamo cavando molto bene. Stiamo decimando le truppe nemiche. Vediamo qua che cos'ha il nemico. Ok, bene, le cavallerie posizioniamole appunto qui per beccarlo appunto di dietro. Intanto ci stiamo facendo strada con i nostri frombolieri proprio alla grande. Stiamo chiudendo il nemico in una maniera unica. Proprio non sa dove andare il nemico. Con tutte queste case non riesce a muoversi e come potete ben vedere lo stiamo falciando. Attenzione, vediamo un po' quello che possiamo fare. Ci sono frombolieri, uomini liberi di leva. Attenzione, avanziamo con il nostro esercito proprio in condizioni tali da combattere. Ok, ecco i nostri uomini che stanno arrivando, anche stanchi però stanno arrivando per la conquista della città. Bene. Ok, attenzione che il conflitto a fuoco è appena adesso iniziato dall'altra parte. Mi sa che ci sono troppi frombolieri qui, 2 unità, maledizione, la nostra unità sta un pochino subendo. Attenzione, dall'altra parte altri frombolieri, maledizione. Andiamo con le nostre cavallerie, proprio sono usciti dall'altra parte. Andiamo a tutta manetta, carica frenetica per aumentare la velocità. Ok, questi verranno tesi a bada. Maledizione, ci stanno facendo a pezzi da questa parte. Forza, dobbiamo fare qualcosa. Maledizione, torniamo un attimo indietro, dobbiamo avanzare con tutta la nostra unità. Vediamo un po' quello che riusciremo a fare. Ok, ecco che addirittura ci saltano addosso gli avversari. Avanziamo con le altre unità di combattimento. Forza, assaltiamo i nemici anche da questa parte, cerchiamo di arrivare. Ok, dobbiamo iniziare immediatamente il combattimento. Forza, tutte le nostre unità di lancia dritte in avanti, seguite anche dal nostro generale. Forza, tutta manetta. Eccoci, vediamo di colpire il nemico alle retrovie con le nostre cavallerie. No, non da questa parte. I nostri uomini vacillano.
non vacillate ragazzi. Ecco le nostre cavallerie che si intrufolano proprio in mezzo. Carica frenetica per i nostri uomini. Forza che riusciamo a beccarli di dietro. Alla grande, avanti, cerchiamo di avanzare. Benissimo, mannaggia che i lancieri si sono girati appena in tempo. Forza, il combattimento sta per iniziare. Portiamo anche la nostra altra truppa da questa parte. Forza che il nemico vacilla appunto per la nostra cavalleria che l'ha attaccata appunto alle retrovie. Andiamo, altra carica frenetica. Vi ricordo che la carica frenetica ci migliora anche le possibilità di attacco corpo a corpo. Avanti ragazzi, proprio alle retrovie. Muoviamoci. Vediamo dove sono i nostri schermagliatori. Saranno appunto qui dietro. Fate fuoco qua dentro, proprio nella mischia. Forza, a tutta forza. I frombolieri mettiamoli qua, questi altri proprio per supporto. Andiamo in centro. Dai che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Queste altre truppe stanno per sconfiggere il lato nemico. Intanto altri frombolieri sono stati distrutti. Questa unità la portiamo a Stone Age per conquistare appunto il circolo di pietre. Bene, il nemico è stato, come dire, colto alla sprovvista. L'abbiamo attaccato da diversi lati. Se l'avessimo attaccato da un lato solo non credo che saremmo riusciti a distruggerlo. Attenzione, però ancora la battaglia non è finita. Vediamo di continuare. Vediamo di eliminare questi altri maledetti. Addirittura loro hanno cavalieri spadaccini, quindi addirittura sono messi meglio di noi. Andiamo da questa parte. Ecco altri frombolieri. Facciamo fuoco sul generale. Maledizione, non facciamolo uscire da nessuna parte. Andiamo, non vacillate ragazzi. Dov'è il nostro generale? Il nostro generale combattente non ha nessuna abilità per sollevare il morale. Avanti, eliminiamoli. Eccoli qua, ecco che tentano di scappare da questo lato. Forse dobbiamo perdere meno uomini possibili perché ci serviranno per le prossime battaglie. Avanti, ecco che stanno scavalcando la montagna. Inseguiteli. Perfetto, dai che abbiamo anche ottime tattiche di guerra. Ok, abbiamo anche degli unici spadaccini. Eccoli qua, appunto i nostri cari uomini del generale, nobili eroici. Sono appunto i migliori spadaccini che abbiamo presenti nel campo di battaglia. Ben 60 danno arma e 52 attacco corpo a corpo. Siamo riusciti a vincere la nostra cara e amata battaglia. Vediamo di ripulire il tutto, visto che rimangono adesso delle truppe nemiche. Le nostre cavallerie Generale nemico è morto. Perfetto, proprio quello che volevo. Bene, ce la siamo cavata abbastanza bene. Abbiamo mandato addirittura in fiamme l'intero villaggio avversario. Un'ottima battaglia che ci ha permesso di conquistare uno degli accampamenti più importanti della storia di questo popolo. Adesso cercheremo sicuramente di difenderlo con l'onore per i prossimi turni. Bene, vediamo di conquistare finalmente l'ultima zona. Purtroppo ci è scappata qualche unità, però siamo stati molto fortunati. Vediamo di uscire dalla nostra battaglia adesso che siamo riusciti a vincerla. Un'ottima vittoria decisiva, però ovviamente se non fosse arrivata la nostra unità di imbarcazione avremmo vinto lo stesso, però avremmo perso più uomini. Potete vedere abbiamo perso ben 400 uomini e appunto non si vedeva una cosa del genere sin dalle prime battaglie. Comunque adesso vedremo di capire più o meno cosa è successo nel resoconto. Diamo un'occhiata, vediamo un po'. Eccolo, un bel gladio nello stomaco. Ottima battaglia. Bene, allora una vittoria decisiva. Mi sa che abbiamo perso 400 uomini, il nemico ben 1400 e adesso possiamo decidere cosa fare con il nostro accampamento. Possiamo abbatterlo, addirittura saccheggiarlo, però di soldi non ne abbiamo bisogno di pace interiore, quindi una bella occupazione proprio da questa parte. Benissimo, e adesso cercheremo di stare calmi soprattutto per le possibilità di attacco nemiche. Allora, meno male che questo esercito l'abbiamo lasciato proprio in queste circostanze. Potete vedere che adesso l'ordine pubblico è diminuito proprio in una maniera unica, meno 22 punti di ordine pubblico, quindi attenzione alle prossime ribellioni che potranno avvenire da parte degli schiavi. Allora, questo esercito per adesso lo lasciamo qua, ovviamente nella nostra area circostante, per tenere sempre d'occhio le particolari unità di schiavi che si potranno ribellare. Però siamo riusciti a conquistare l'accampamento nemico e questo sicuramente è un bene. Mandiamo questa unità navale in esplorazione. Ecco qua addirittura il nemico sta preparando altre unità, date un'occhiata quante ne ha disponibili, quindi sicuramente tenterà l'attacco ovviamente alla nostra unità principale. Quindi adesso vediamo quello che riusciamo a fare per i prossimi turni. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ci vediamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay, all'interno del quale sicuramente dobbiamo stare attenti al prossimo attacco avversario, quindi un prossimo gameplay ovviamente difensivo e anche offensivo, perché probabilmente elimineremo i nostri briganti, però non si sa mai. Lasciamoci quindi nel 242 a.C., ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi!